quest'anno c'è un motivo particolare per essere particolarmente orgogliosi di quello che stiamo facendo, perché la sinergia tra varie intenzionalità, amministrazione pubblica e azione privata, ha determinato una stretta correlazione tra, ripeto, amministrazione e realtà territoriale, quindi una nuova configurazione di intervento sul territorio. E questo secondo me è uno degli aspetti fondamentali che dobbiamo tenere in considerazione. Non si tratta più di parlare di amministrazione del singolo comune, ma si tratta di parlare di gestione del territorio in un'ottica di condivisione di progetti. Ed è questo che noi stiamo facendo, vogliamo fare anche con la manifestazione di quest'anno, 12ª edizione Terra dei Dosi, che ricordo, poi magari chiederò alla manager Mesani di spiegarci meglio, si configura come primo evento di un calendario condiviso tra amministrazioni del Giro Remine. Quindi i comuni di Concordia e di Caorle, attraverso il distretto del commercio Giro Remine, hanno predisposto un calendario condiviso di eventi da presentare al territorio. Questa è la 12ª edizione della Terra dei Dogi. La festa inizia il 13 maggio alle 19 con l'inaugurazione ufficiale con l'apertura della Porta di San Giovanni, il corteo fino alla piazza, i saluti delle autorità, i brindisi con i cittadini classico, per proseguire con l'apertura delle casette, con i operatori vinicoltori e i ristoratori della nostra zona. Le novità di quest'anno non sono molte, ma sono importanti per chi ha una casetta, ovvero intanto verrà abbassato anche su sforzo e impegno dell'amministrazione il costo della casetta stessa. Poi, differentemente dagli ultimi anni, c'è un ritorno alla tradizione, nel senso che verrà eliminato il meccanismo di ticket, quindi ogni casetta si doterà di un misuratore fiscale e avrà una gestione fiscale autonoma. Mentre il distretto del commercio è uno dei progetti più importanti che in questo momento sul nostro territorio si sta svolgendo, in quanto appunto coniuga sotto un unico cappello una regia e una strategia per rivitalizzare più comuni e quindi più territori sostanzialmente in un'ottica proprio di città metropolitane, in un'ottica di rivitalizzazione, di riqualificazione urbana dei comuni, in questo caso di Portogruaro, Concordia